Avete visto che effetto, amici? Sotto il ponte di Rialto. Siamo sotto il ponte di Rialto. Con questo meraviglioso scenario, amici, oggi monta in gondola con noi, con i suoi meravigliosi e profondi occhi azzurri, un'attrice bravissima e straordinaria, Marta Richeldi. Buonasera Marta! Ciao! Ciao Carlo, ciao Giorgio! Grazie per aver accettato il nostro invito! Ma si ondeggia qui, Marta, tu avrai fatto interviste di tutti i tipi, ma ti era mai capitato di fare un'intervista in gondola? Ma no, meglio di così. Ma cosa si può volere di più? In gondola, nella città poi con più una bella serata del così, mondo. Guarda. Questa volta, questa puntata abbiamo ospite una donna e tu sai, forse non tutti sanno che Venezia è donna. Ma infatti probabilmente non a caso Casanova l'ha scelta come città Venezia. Senti Marta, la tua popolarità adesso è esplosa con questa fiction TV Il Paradiso delle Signore. Ci puoi raccontare? Avevo voglia di approfondire un altro linguaggio rispetto a quello teatrale, che era un po' casa, e quindi è capitata questa, diciamo, di fare questa avventura che è durata ben 2 anni e mezzo e ho fatto questo personaggio molto discusso, pieno di contraddizioni, un po' cattiva all'inizio e poi diventata buona. È stata una bella avventura con un bellissimo gruppo, devo dire, perché i risultati si ottengono sempre insieme. Beh, voi lo sapete, insomma. Bene. Chi meglio di voi? Per te è più una sfida, è più stimolante recitare a teatro o per il cinema? Il tipo di concentrazione, di attenzione, il lavoro dell'attore è lo stesso. Naturalmente con il cinema si lavora molto di più sul controllo, sulle sfumature ed è forse più possibile accedere ad un'interiorità, perché la telecamera permette di cogliere qualsiasi cosa accada ad un attore, no? Nel teatro invece richiede una prossemica molto più ampia. È vero che al cinema tu sai che puoi rifarla e al teatro no, se sbagli davanti centinaia di persone. Questa, cara Marta, è la barchetta dei sogni. Ecco. Wow. Allora, allora la domanda è: c'è un progetto, un sogno che tu serbi nel cassetto e che sogni di poter realizzare appena sarà possibile? Beh sì, io di sogni personali ne ho tanti e magari riguardano anche il cinema, un film in costume, però posso fare un sogno che non è solo per me, ma è per tutta la nostra categoria in questo momento di difficoltà. Per tutti quelli che ci mettono la faccia, come voi, come me, e anche per chi sta dietro, che possa fare il proprio mestiere con tranquillità, con serenità e che possa veramente lavorare con gioia e con continuità da oggi ancor più di prima. Con un simbolico, guarda, come il Doge quando faceva lo sposalizio col mare nel giorno della Sensa, che è caduto ieri, però verrà festeggiato domenica. Noi affidiamo al mare il sogno di Marta e di noi tutti. Bellissimo, che parte da Venezia. Eccolo qua. Evviva! Evviva! Marta, noi stiamo tornando verso lo stazio dove la gondola si riposerà, ecco, e avremmo finito per oggi, però noi ci siamo comunque stati talmente bene, siamo entrati talmente in confidenza con te che vorremmo salutarci, ecco, alla maniera veneziana, come si salutano tutti i veneziani, e cioè adesso noi ti diciamo ciao Marta
e tu dirai ciao Fioi! Ok? Certo! Dai! Bene, allora, grazie Marta per essere stata con noi. Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Fioi! Ciao! Grandissimo! Sì, Un bacio, sì. grazie Ciao. mille Marta. Grazie, in Grazie, bocca è al stato un lupo, piacere. in bocca al Per lupo tutto. per tutte le tue cose. Ciao! Ciao! Potete seguirci su YouTube e su Facebook, dove potete trovare poi anche successivamente la puntata da linkare o swipe, condividere con i vostri amici. Condividete. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, alla prossima puntata, per scoprire insieme Chi monta in gondola. Ciao!